Bene, benvenuti a tutti all'incontro di oggi e la presentazione di un ciclo di incontri che ha organizzato Regione del Veneto per la Coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali. Sono con noi Alessio Fanno e Alice Gallinaro che mi supportano per la parte tecnica per quanto riguarda le iscrizioni al corso, se avete magari delle difficoltà. Io direi di partire subito con condividendo la presentazione e poi vi ricordo per le domande utilizzate la sezione che c'è in basso, domande e risposte. Un attimo, condivido schermo. Ditemi, Alice, così si vedono anche le altre, si vede anche la barra in basso di Zoom oppure è tutto. Sì, si vede tutto il tuo PC, insomma, desktop, Allora è meglio le che voci. faccio l'altro tipo di condivisione. Ok, si vedono solo le pagine del browser Bene, sopra. così si vede anche Ok, solo la perfetto. presentazione. Grazie mille. Iniziamo. Come dicevo, oggi presentiamo il ciclo di incontri progettare il cambiamento. Eh, Oggi insomma partiremo presenteremo l'iniziativa, il calendario, le modalità di gestione di MyExtranet, la partecipazione all'evento, come ci si iscrive, il link allo streaming e, e dove si troverà, faremo il laboratorio, in quale modalità. Ehm, Abbiamo deciso insomma di portare all'attenzione di tutti un ciclo di incontri che hanno due temi: come organizzare un processo interno attraverso la gestione del ciclo di vita del documento e un'altra serie di incontri sulle web analytics, come monitorare e interpretare i dati di traffico di un sito o di un servizio digitale. Lo faremo assieme a Michele Vianello, che è un formatore, consulente e divulgatore della cultura digitale, che gestirà tutti gli incontri che saranno in parte a remoto e in parte in presenza, se ci sarà la disponibilità di tutti. Cos'è la coalizione? La coalizione è un gruppo, un'alleanza di pubbliche amministrazioni della Regione del Veneto che si coordina per poter facilitare la cultura digitale dei propri dipendenti, dei propri collaboratori, uno scambio tra pari di esperienze e valorizzazione delle best pratiche esistenti, quindi una condivisione degli intenti e delle attività che vengono svolte. Per aderire alla coalizione è possibile farlo attraverso una semplice PEC. Le informazioni le trovate sulla MyExtranet regionale o sul sito di Anci Veneto sotto la voce Coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali. I dati e le informazioni che vedete nelle slide vi saranno fornite al termine dell'incontro, li troverete dentro la MyExtranet, per cui non preoccupate. Preoccupatevi di reperire i link che vi abbiamo dato. Dicevo, ci sono due cicli di incontri. Il primo è come organizzare un processo. La domanda è come si fa a organizzare un processo e la gestione del ciclo di vita del documento all'interno della pubblica amministrazione. Perché ci siamo posti quelle domande? Perché abbiamo pensato di organizzare questi incontri? Perché le linee guida del design che hanno portato i comuni a attivare tutta una serie di servizi digitali attraverso le azioni finanziate del PNRR si sono concentrate principalmente sul front office, cioè sul rapporto ente-cittadino. Quindi ci sono state date le linee guida, come devono essere presentate, le modalità con cui i vari servizi devono essere rappresentati, si è tenuto presente della privacy e i passi che deve fare il cittadino. E non è stato detto nulla su come si gestisce il back office. Noi sappiamo che gestire il back office è molto complicato. La digitalizzazione del processo crea una serie di documenti amministrativi digitali che non hanno più neanche le forme a cui siamo abituati, perché il cittadino compila dei form, compila
delle tabelle e quindi la domanda che ci arriva ha un formato particolare e tutto questo va a, diciamo, non è chiaro come va gestito e come deve essere gestito all'interno dell'intero ciclo di vita del documento. Quindi è un ruolo centrale dei processi amministrativi è proprio la gestione complessiva, perché c'è la domanda, la presentazione della domanda, ma c'è anche la risposta, magari si rilascia un'attestazione piuttosto che eh, un'autorizzazione, c'è la firma del dirigente e l'istruttoria e tutti i passi. E tutto questo percorso deve essere dematerializzato perché sia efficace e efficiente e deve essere quindi gestita dalla produzione documento, la sua gestione, invio al protocollo, risposte e domande, fino all'archiviazione in un fascicolo di tutte le informazioni che vengono prodotte. Eh, Questo tema lo affrontiamo in 5 incontri. Lo faremo, come abbiamo detto, con Michele Vianello. Il primo è dedicato alla governance dei processi di digitalizzazione, secondo la cicla di vita del documento informatico. Verranno forniti nel terzo incontro le indicazioni su quali strumenti e programmi utilizzare per la reorganizzazione di un processo, come costruire un workflow, quali sono le componenti del workflow. E poi invece nei 2 incontri successivi, che sono descrivere un processo e rivedere un processo, sono di tipo laboratoriale e si prenderanno insomma, le informazioni e le nozioni che sono eh, acquisite nei primi 3 incontri e verranno applicati. Non è necessario seguire tutti gli incontri verranno registrati in diretta, tutti gli incontri verranno registrati, verranno rimessi a disposizione. Naturalmente nel momento in cui si farà la parte laboratoriale è opportuno aver quantomeno aver seguito anche in differita, aver dato un'occhiata a tutti i primi 3 incontri per non trovarsi spaesati quando si dovranno applicare una serie di informazioni. I corsi sono descritti tutti nella MyExcel regionale, quindi se voi accedete a myexcellent.regione.veneto.it trovate i dettagli di tutta l'iniziativa. Eh, Come dicevo, il primo tema è finalizzato a comprendere le sfide della digitalizzazione per i servizi del cittadino, quindi si parlerà della differenza tra cittadino informato e cittadino attivo, quali sono le necessità di gestione di una istanza che viene presentata con le nuove modalità. Il secondo incontro sarà molto più focalizzato sulle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici che sono stati aggiornati l'anno scorso e quindi è opportuno anche capire all'interno dei piani di conservazione quali informazioni sono necessarie. Naturalmente noi abbiamo messo come riferimento alcuni destinatari. Il primo è più legato, insomma, alla parte organizzativa, il secondo ai responsabili della gestione documentale, tutte quelle persone che fanno parte del protocollo, ma che comunque conoscono e gestiscono pratiche digitali all'interno della pubblica amministrazione. Il terzo invece è legato a conoscere quali sono le caratteristiche e contesti di utilizzo di una descrizione di un flusso, quindi a costruire un workflow. Non sono quindi solo i responsabili della gestione documentaria gli unici persone di riferimento, ma tutti coloro che conoscono il processo all'interno della propria amministrazione. Il processo può essere quello di produzione di un'autorizzazione allo scarico piuttosto che di una mm, come si può dire, di una DIA, quindi per la parte dell'edilizia privata, piuttosto che al rilascio di un'attestazione di una, di una, di una partecipazione ad un incontro piuttosto che alla prenotazione di una sala e così via, di qualsiasi procedimento amministrativo. Ci sono circa più di 100 che sono stati elencati all'interno delle linee guida
nazionali. Il terzo, cioè il quarto e il quinto evento, come vedete, è una questione più di laboratorio, e quindi si tratterà di decidere su quale flusso concentrare le proprie attenzioni, e con il supporto di Michele Vianello ci verrà costruito il workflow, verrà ricostruito il workflow del processo. Alcuni workflow saranno messi a disposizione in quanto già messi a disposizione dal docente, in quanto, come sapete, i processi nei comuni sono più o meno, comunque negli enti pubblici sono numerosi, ma uguali un po' per tutti, e per cui sulla base anche di esperienze precedenti metterà a disposizione del materiale. E invece l'ultimo laboratorio verrà è pensato per realizzare il 2B, cioè come migliorare il flusso di workflow, quali sono le integrazioni tra i vari strumenti che vengono utilizzati all'interno del processo documentale. I temi sono numerosi da affrontare, naturalmente eh, i nuovi servizi digitali dovranno tener conto di tante anche altre novità normative, come la SEND, la procedura di notifica, la nuova l'INAD, quindi l'indirizzo e il domicilio digitale, e così via. Quindi man mano che si proseguirà nell'approfondimento del tema, potrete porre tutti i quesiti al docente, io lo chiamo docente, in realtà la forma sarà quella di molto discorsiva e laboratoriale, e intenzione di Michele Vianello quello di coinvolgervi in maniera diretta sulle attività che svolgete nel vostro ente, quindi ci sarà una parte molto di approfondimento su quelli che sono effettivamente le vostre esigenze. Questi sono il primo ciclo. Il primo ciclo inizierà mercoledì 27 di settembre. Ho visto che ci sono alcuni di voi che si sono già iscritti. Man mano troverete sulla Maxent il collegamento all'evento. Per esempio del 27 lo avete già. Ci sarà, insomma, avrete una descrizione, e potete partecipare all'incontro attraverso le istruzioni che vi darò in seguito. Per quanto riguarda invece il secondo ciclo è destinato a capire come monitorare e interpretare i dati di traffico e il comportamento dell'utente sull'utilizzo dei servizi e dei siti dei, dei comuni. Anche qui le linee guida hanno fornito, come dicevo, gli indirizzi di come i siti degli enti devono essere eseguiti e fatti, come devono essere costruiti i servizi. Tuttavia, anche l'esposizione di servizi digitali presuppone delle analisi che riguardino la qualità dei servizi erogati, e uno dei modi per analizzare i siti e i servizi è quello di utilizzare le web analytics, cioè fare l'analisi dei dati che vengono raccolti sul traffico, numero di pagine visitate, quali pagine vengono visitate in maniera più frequente, quanto un servizio viene utilizzato, e così via. Quindi anche capire quanto un utente rimane fisso su una pagina, quante volte ritorna sul sito per ricevere informazioni, e migliorare quindi di per sé i contenuti e le informazioni che pubblichiamo sui nostri siti. C'è uno strumento nazionale che è Web Analytics Italia, che può essere attivato attraverso una registrazione, quindi verrà spiegato, oppure attraverso MyAnalytics, che è un servizio incluso in MapPortal 3. Il calendario prevede quindi una serie di 5 incontri, che in questo caso sono sempre di mercoledì. Abbiamo cercato di mantenere le giornate costanti. In questo caso c'è sempre i primi 3 sono di carattere generale informativo, con approfondimento crescente man mano che proseguono gli interventi. Quindi il primo, quello di mercoledì 8 novembre, vediamo qui la scheda di dettaglio che troviamo in MyExtranet,
spiega e informa su quali sono gli obiettivi del piano triennale e quindi capire perché dobbiamo comunque attivare una procedura di analisi dei dati e di web analytics, perché non è una cosa, è una cosa obbligatoria, quali sono gli strumenti. Poi invece il secondo webinar è legato più a capire i concetti dell'analisi e interpretazione del comportamento online degli utenti, quali sono i parametri che sono da monitorare maggiormente, come leggere i parametri che vengono descritti dai web analytics. Qualcuno di voi magari utilizzava in passato Google Analytics, sapete questi strumenti ormai non sono, almeno, sono da valutare per quanto riguarda la privacy. My Analytics e Web Analytics Italia invece sono già compliance per quanto riguarda il GDPR, e per cui su questi ci sarà possibilità, cioè, è opportuno utilizzare questi strumenti. Il terzo incontro sarà molto più tecnico, diciamo così, legato a come si abilita ci si registra a Web Analytics Italia in modo che il proprio sito venga monitorato, e nel caso di coloro che utilizzano il prodotto regionale MyPortal verrà spiegato come abilitare My Analytics, nonché insomma tutte le funzionalità che vengono messe a disposizione dai due portali. I due portali sono molto, diciamo, sono diversi perché permettono di fare analisi, uno attraverso il portale regionale e l'altro attraverso la piattaforma nazionale. Possono essere attivati entrambi, per esempio chi ha MyPortal possono essere attivati entrambi si basano su Matomo, e quindi si daranno anche indicazioni su come questo strumento può essere configurato e analizzato. Gli ultimi due incontri sono sempre di tipo laboratoriale, e quindi sono destinati, diciamo, in prevalenza agli amministratori di siti o comunque coloro che gestiscono i siti dell'ente, e in questo caso verrà nel primo spiegato e organizzato assieme un servizio di analisi e monitoraggio con gli strumenti che sono stati descritti negli incontri precedenti. E per quanto riguarda invece l'ultimo laboratorio, è come condurre dei test con gli utenti e monitorare. Quindi il primo è costruzione del monitoraggio, il secondo è attuazione del monitoraggio, come si possono monitorare, quali sono gli indicatori di performance da tenere sotto controllo, per poi dare indicazioni agli amministratori del sito, ai comunicatori, agli operatori su come migliorare i contenuti affinché gli utenti incontrino e raggiungano tutte le loro informazioni. Questo sono più o meno le due linee, le due cicli che noi andremo ad illustrare. Ehm, com- eh, ecco, alla fine di ogni evento, incontro, è prevista il rilascio di un attestato di partecipazione. Abbiamo ritenuto opportuno che i partecipanti ottengano un riconoscimento, anche perché alla luce anche della nuova direttiva ministeriale è importante che ogni ente attesti e certifichi la realizzazione di almeno 24 ore annuali di formazioni per i dipendenti. La formazione può essere fatta in tanti modi, non è necessariamente un corso classico, può anche essere eseguita attraverso sistemi diciamo, co-organizzati, dove ci sono tavoli di lavoro o altre modalità, per cui anche tutte queste attività che noi facciamo in generale con Giorno del Veneto rientrano nelle possibilità di attestazione. Abbiamo messo un minimo, insomma, un limite minimo, insomma, di partecipazione, e cioè se uno partecipa all'evento online deve risultare che è presente per almeno il 70% della durata complessiva. Nel caso anche di questi cicli, l'attestazione verrà rilasciata per singolo evento,
e quindi è sufficiente aver seguito almeno il 70% di quel singolo evento. Se uno parteciperà solo a uno o a due o a tre, verrà rilasciato l'attestato solo per quegli eventi, non per gli altri. Quindi massima flessibilità. Naturalmente chi li vedrà in differita online su YouTube non potrà ottenere l'attestato di partecipazione, e quindi verrà rilasciato solo chi seguirà, diciamo, in diretta l'evento. Ricordo a tutti una cosa importante, che quando noi useremo la piattaforma Zoom, che è la piattaforma che Regione Veneto utilizza per i suoi eventi online, è importante inserire le informazioni complete, il nome e cognome, perché queste sono poi le informazioni che noi andremo a confrontare con quelle utilizzate per iscrizione attraverso la MyExtranet, per le quali e quindi potremo avere un confronto preciso su chi ha partecipato, perché molte volte qualcuno entra con dei nickname o con dei riferimenti al ruolo che svolgono nel loro ente, e quindi dopo diventerebbe difficile recuperare l'informazione e rilasciare l'attestato. Come si fa a partecipare a un evento? Questo è un po', insomma, dopo aver illustrato il ciclo, è quello che era il punto importante anche da spiegare a tutti voi, perché la nuova MyExtranet ha cambiato alcune regole, alcune modalità, insomma, di partecipazione agli eventi, e per poter rilasciare gli attestati abbiamo bisogno che voi vi registrate e seguiate una serie di indicazioni che adesso vi illustrerò. Allora, per partecipare a un evento, allora bisogna andare sul sito myextranet.regione.veneto.it, che avete visto anche prima. All'interno del portale c'è un tasto vai all'area privata, e dall'area privata si fanno tutte le operazioni di registrazione e di adesione alle iniziative e agli eventi di Regione del Veneto. Una volta cliccato sull'area privata vi viene chiesto di identificarvi. L'identificazione può essere fatta in diversi modi, attraverso SPID, CIE, quindi quelli classici per i servizi digitali, ma anche attraverso MyD. Perché è importante sapere che è possibile farlo anche in MyD? Perché in MyD probabilmente molti di voi hanno già queste credenziali, sono quelle che utilizzate normalmente per accedere ai prodotti regionali, quindi un operatore di MyPay piuttosto che un operatore di MyPortal, o di un altro prodotto di Regione del Veneto, ViviPass, avrà già queste credenziali e le può utilizzare anche per accedere alla MyExtranet. Se invece volete usare Speed, usate Speed. Ecco, se non volete usare Speed per motivazioni vostre personali e volete utilizzare MyD, ma non fate parte degli operatori già abilitati, potete fare una richiesta. Potete fare la richiesta attraverso le indicazioni che adesso vi darò. Al primo accesso nella pagina, comunque vi saranno chiesti, vi saranno diciamo mutuati e recuperati dalla modalità con cui avete fatto l'identificazione, quindi il nome, cognome, codice fiscale e email. Voi avete necessità di aggiungere almeno un numero di telefono di riferimento, e individuare l'ente di appartenenza attraverso una lista di enti. Se non trovate il vostro ente, ce lo comunicate, ma insomma, se siete comuni e enti della Regione del Veneto, dovreste essere tutti censiti. Alla fine, se cliccherete il tasto salva, verrà memorizzato la vostra utenza. Se dicevo non volete utilizzare Speed ma volete usare MyD, allora per utilizzare MyD è necessario utilizzare questo link. Il link vi fa atterrare su una pagina in cui vi saranno chieste una serie di informazioni, che sono nome, cognome, indirizzo, sono tutti quelli che sono necessari normalmente per una registrazione, e a quel punto vi saranno date le credenziali e potete rifare l'accesso all'area privata. Se avete difficoltà a utilizzare l'interfaccia, potete sempre chiamare supporto, il call center regionale.
e quale diciamo, girerà le varie richieste ai due colleghi che avevo presentato all'inizio, quindi Alice e Alessio, che vi contatteranno o via mail o se la cosa è un po' più complessa per via telefonica. Una volta che vi siete registrati, potete accedere all'area privata con tutti gli eventi. Quindi nel momento in cui trovate l'evento sulla My Extranet a cui volete partecipare, cliccate sull'immagine che vi porta all'evento, ci sarà una parte che, descrittiva di dettaglio dell'evento, ma l'abbiamo già visto anche prima, e c'è alla fine il tasto partecipa. Nel momento, sotto il tasto partecipa ci sono le indicazioni se l'evento è in stream e l'evento è in presenza, e nel momento in cui cliccate il tasto partecipa atterrerete nell'area privata. Se siete registrati, inserirete le vostre credenziali, altrimenti dovete procedere alla registrazione con le indicazioni che vi ho dato prima. Nel momento in cui cliccate il tasto partecipa nell'area privata, avrete l'indicazione dell'evento a cui vi viene chiesto di partecipare, sceglierete in presenza o da remoto, dopodiché con il tasto conferma iscrizione vi iscriverete, confermate la vostra richiesta e vi arriverà una notifica con il riepilogo dei dati e le informazioni generali sull'evento. In ogni momento è possibile cambiare in presenza da remoto piuttosto che annullare l'iscrizione nel momento in cui uno volesse cambiare idea. Una volta che avete partecipato ad un evento, il link che vi siete iscritti ad un evento, il link per partecipare da remoto comparirà nella scheda di dettaglio dell'evento a cui vi siete iscritti. Quindi il giorno in cui dovete accedere all'evento andrete nell'area privata, accederete all'evento, cliccherete sull'iconetta dell'evento a cui volete partecipare e troverete il tasto accedi all'evento in streaming, il quale vi porterà sulla piattaforma, in questo caso Zoom, per procedere a immettere i dati di accesso alla piattaforma per la registrazione e la visione dell'evento. Chi oggi, per esempio, si è registrato attraverso la MyExtranet avrà utilizzato questo link probabilmente per accedere, e gli altri probabilmente hanno utilizzato il link classico di Zoom che era stato pubblicizzato. Per tutto il ciclo di incontri è necessario utilizzare questa modalità perché ci permette poi di rilasciare gli attestati di presenza. Infine, la parte insomma, finale è sui laboratori. I laboratori sono stati pensati in presenza, lo spazio è limitato a 25 posti, tuttavia daremo la possibilità di scegliere anche la partecipazione da remoto. Sulla base delle adesioni definiremo se manterremo la presenza presso la direzione oppure un'altra sede, e se c'è una diciamo, partecipazione maggioritaria da remoto e minoritaria in presenza, valuteremo insomma una modalità di esecuzione del laboratorio diversa. Il posto comunque che abbiamo individuato è quello qui in Regione Veneto del Palazzo Libra al centro Vega, al terzo piano. In passato era diciamo il posto dedicato anche per la formazione di corsi sui prodotti regionali. Adesso molte cose vengono fatte online, però lo recupereremo per la parte di laboratorio, perché probabilmente questa è quella che ha più bisogno delle interazioni sia con Michele Vianello, ma anche tra di voi per concordare le modalità. Per esempio, nel caso insomma, della costruzione di un workflow, sicuramente è molto più semplice usando post-it, usando anche materiali che non sono solamente quelli digitali, per poi riportarli all'interno degli strumenti.
non vedo al momento domande, vi lascio alcune, insomma, vi lascio spazio adesso per porle, poi vi darò indicazioni eventualmente su altri eventi prossimi di Regione del Veneto. Io, casomai nel frattempo vi faccio vedere, insomma, che la cosa non è complicata. All'interno di MyExtranet, vi dicevo, potete andare nell'area privata, adesso io sono già dentro e registrato, allora facciamo un attimo un passo indietro, torno su MyPort, sulla home page di MyExtranet e provo a entrare in modalità in incognito. Ecco, vado nell'area privata. E Nicola, Dimmi, scusa, non dimmi, si sì. vede la scheda che è aperta. Non si vede questa scheda? Mm. Allora, vediamo, perché me l'ha aperto da un'altra parte. Interrompo un attimo la condivisione e ricondivido questa. Ok, dammi un feedback. Si vede adesso? Sta caricando. Però mi sa che No, Nicola, ho scelto perché quella sbagliata, quella sì, devi ho mettere scelto quello incognito. esatto. Ok, grazie. Eccolo qua. Ok, questo è incognito, quindi ho cliccato il tasto, adesso vediamo se torna indietro. Ok, rifacciamo. My extranet, vabbè, qui accettiamo i cookies. Scusate, io non vedo un... ok, perfetto. Sì, è arrivato. Ok, forse un po' di tempo, va bene. Allora dicevo, nella home page si va nella parte dell'area privata, si atterra nella pagina di iscrizione, si utilizzano le modalità che vogliamo, in questo caso io entro con il codice di MyID, metto il mio codice fiscale così lo vedono tutti. Ok, si accede nell'area privata e nell'area privata è possibile vedere tutti i progetti e gli eventi a cui uno è già registrato. Nel caso in cui invece vogliamo eh, partecipare a un nuovo evento, lo facciamo dall'area pubblica, torno indietro, nel caso dell'evento, per esempio, di questo della prima giornata, quella del 27, eh, basta cliccare sul tasto partecipa. In questo caso io sono già registrato, come avete visto, per cui mi manda direttamente nell'evento, decido se partecipare in presenza da remoto. In questo caso i primi eventi sono tutti da remoto, adesso correggeremo questa piccola descrizione. Si conferma l'iscrizione, nel momento in cui confermo l'iscrizione arriverà una notifica, adesso lo posso anche fare, anche se non succede nulla di male, e me lo ritroverò poi tra i miei eventi. eh, Eccolo qui e quindi lo cliccherò per avere le informazioni. Qui troverò l'accedi all'evento in streaming, ho il mio link e in questo caso parteciperò da remoto e posso annullare l'iscrizione eventualmente nel caso in cui abbia cambiato idea. Interrompo la condivisione, ritorno allo schermo intero. Non vedo domande dai partecipanti, siamo qui a disposizione sia per istruzioni di carattere tecnico sia per informazioni maggiori per quanto riguarda i due cicli che abbiamo presentato. Per quanto riguarda il secondo ciclo, faremo un incontro come analogo a questo qualche
una settimana prima dell'inizio dell'incontro perché i destinatari anche delle informazioni potrebbero essere degli altri. Alice, dimmi se mi sono dimenticato qualcosa. No, hai illustrato il tutto, che per iscrizione è corretto. Ecco, per cui l'unica cosa che vi chiedo è procedere all'iscrizione. Vi faccio vedere comunque che c'è un punto dove troverete tutti gli eventi già elencati in maniera complessiva. Ritorno sulla My Extranet. Allora, nella home page trovate la presentazione degli incontri. Qui che è l'incontro di oggi, troverete i due eh, link ai cicli, e per ogni ciclo, senza dover ogni volta insomma, cercare quali sono i vari incontri, avete le indicazioni della durata, la data, e iscriviti all'evento, quindi senza dover insomma, cercare l'evento in preciso, lo potete fare dalla scheda riassuntiva. Qui sarete sempre catapultati nell'evento specifico, la partecipazione, e ritorniamo insomma, come prima ai vari, ai vari, ai vari passaggi. Ok. Mi sembra che insomma, l'abbiamo spiegato più volte, che non ci siano grosse difficoltà. Noi vi aspettiamo numerosi agli vari eventi che organizziamo. L'ultima cosa prima di lasciarci è che volevo raccontarvi forse ho chiuso la presentazione, datemi un secondo, no, eccola qui. L'ultima notizia, insomma, che vi voglio dare prima di lasciarci è quella del prossimo appuntamento, il 28 di settembre, è previsto un incontro in presenza all'Hotel Laguna Palace di Mestre, che riguarda MyPortal. Sarà presentato la versione finale pronta in produzione di MyPortal. In più ci sarà un incontro con le aziende ICT del territorio che presenteranno le soluzioni di integrazione che hanno messo a disposizione eh, per i vari comuni, e poi ci sarà una tavola rotonda diciamo, con tutti i referenti aziendali e il nostro direttore Luca De Pietro, nei quali verranno diciamo, commentate e discusse le modalità con cui attualmente viene portata avanti l'interoperabilità tra i vari prodotti, cercando di capire quali sono gli orientamenti di mercato e le necessità rispetto ai prodotti regionali. Naturalmente la pagina disponibile già su My Extranet, trovate le solite indicazioni, in questo caso un evento in presenza. Eh, Siamo ormai quasi alla direttura finale. Eh, le aziende che partecipano, ne approfitto insomma, per raccontarlo a tutti quanti, sono già 14, che qui sono elencate. Se siete interessati a partecipare in presenza, ci sono gli ultimi posti disponibili, quindi vi chiedo di affrettarvi già nella giornata di oggi. Se invece non ce la fate, ormai è troppo tardi, eh, predisponeremo uno streaming dell'evento per la parte che riguarda la presentazione di My Portal 3, quindi la prima ora di presentazione con la demo tecnica. Per la parte che riguarda i tavoli di lavoro invece saranno solamente in presenza, e poi ritorneremo in streaming per la tavola rotonda e i saluti finali. Naturalmente la partecipazione al Light Lunch sarà solo in presenza, virtualmente sarà un po' difficile distribuire un aperitivo. Ringrazio, scusatemi per la battuta. Ehm, Abbiamo terminato, direi che tutto quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Non vedo domande, quindi immaginiamo di essere stati chiari e precisi nell'esposizione. Se vi trovate difficoltà, segnalatelo al call center,
così avremo la possibilità di supportarvi. Eh, Intanto, grazie a chi sta salutando in chat. La registrazione dell'incontro e il materiale con le istruzioni che vi saranno messe a disposizione nella My Extranet, per cui se qualcosa vi è sfuggito lo potete vedere con calma. Vi aspettiamo tutti agli incontri prossimi. Buona giornata a tutti, grazie di aver partecipato. Ringrazio anche Alessio e Alice che ci hanno assistito e Federica che ci segue dalla regia e che ci aiuterà poi a mettere la registrazione il prima possibile a disposizione di tutti. Grazie a tutti ancora e alla prossima.